Amanita scambiata per chiodini dopo 2 settimane di agonia è morta. L'83enne ricoverata in gravi condizioni dopo aver ingerito dei funghi velenosi. Incredulità a Follina, dove la donna era molto conosciuta. La polizia ha arrestato un 27enne che all'interno del Cafoncello ha prima rubato la borsa a un'anziana, poi ha colpito con un pugno un'infermiera. L'uomo, anch'egli ricoverato, è stato arrestato. Paura ad Arcade, dove un 31enne è stato investito da un'auto dopo essere sceso dalla macchina per spostare dalla carreggiata un gatto morente. A travolgerlo un 81enne in stato di ebbrezza. Sentenza storica del Tribunale di Treviso: a una coppia di anziani di Casale sul Sile è stato azzerato un debito da oltre 500.000 euro grazie alla norma antisuicidi. Cantieri in città, via i lavori di riasfaltatura notturni del PUT. Cronoprogramma cambiato invece per la riqualificazione della stazione a Roma. Il sindaco Conte incontra Salvini. Cerimonia di accoglienza al Sant'Artemio delle matricole della sede trevigiana del corso di medicina. Quasi 2000 gli iscritti tra futuri medici e infermieri. Sport rugby, il Benetton potrebbe tornare a calcare con una propria squadra i campi del campionato italiano di Serie A. In diretta su Antena 3 il presidente Zatta ha fatto sapere che con la federazione il dialogo è aperto. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antena 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali la cronaca con la morte di quell'anziana che 2 settimane fa era stata ricoverata a Vittorio Veneto per una intossicazione da funghi velenosi. Era stata ricoverata con il figlio maggiore che nel frattempo è stato dimesso. Follina, in particolare la frazione di Valmareno, dove la donna era molto conosciuta, era molto nota, è sotto shock. Domani pomeriggio i funerali alle 14:30. La loro origine era un'origine di famiglie di agricoltori, per cui non si riesce ancora a capire come mai possa essere successa una svista così grande che ha portato purtroppo alla morte di Ermelinda. È un paese incredulo, Valmareno. In questa frazione di Follina per quasi 2 settimane in tanti hanno sperato in un epilogo diverso da quando Ermelinda Aiello, 83 anni, era stata ricoverata con il figlio maggiore Roy all'ospedale di Vittorio Veneto per un'intossicazione da funghi velenosi. Una battaglia durata giorni, poi complicata dalla positività al Covid e da un'infezione. Determinante però è stato l'ingerimento di Amanita phalloides, uno dei funghi più nocivi presenti in natura, ma molto diffuso anche nei nostri territori. La conferma arriva dallo stesso direttore dell'ULSS 2. Sicuramente era una situazione già difficile legata al fatto che, come sapete, l'Amanita phalloides è un fungo purtroppo che viene considerato mortale. Mario Collet, oltre a essere vicino di casa di Ermelinda, è stato sindaco di Follina per una vita, conosce le abitudini del paese. A Valmareno tutti raccolgono i funghi chiodini e la gente è abbastanza esperta, infatti è la prima volta che succede nella nostra comunità un evento simile. Nella casa dove l'83enne abitava resta il figlio Roy, dimesso dall'ospedale nei giorni scorsi. Preferisce non parlare, conferma solo come quei funghi, considerati inizialmente dei semplici porcini, siano stati colti nelle vicinanze, un gesto fatto chissà quante volte. Con lui si è messo in contatto il sindaco Paola Carniello. Ma ho sentito oggi il figlio maggiore, Roy, per fortuna l'ho sentito bene, so che anche lui è stato in ospedale perché anche lui ha mangiato gli stessi funghi della mamma, però probabilmente l'età più giovane lo ha aiutato a superare questo momento. I funerali della donna, che lascia anche un altro figlio Terry e 2 nipoti, si terranno nelle prossime ore nella chiesa di Valmareno. Una tragedia familiare prima di tutto, da cui parte anche un monito collettivo. Vorrei oggi fare un appello: se non siete sicuri dei funghi che raccogliete, rivolgetevi al servizio micologico dell'ULSS e se non siete tranquilli, diciamo, che il fungo sia buono, evitate di mangiarlo. Momenti di autentica follia all'interno del Cafoncello di Treviso, con la polizia che ha arrestato un 27enne che ha prima rubato la borsa in reparto a un'anziana, poi ha colpito con un pugno un'operatrice sanitaria. L'uomo, che era anch'egli ricoverato, è stato arrestato. Prima
rubato ad un'anziana la borsa e il giubbotto, poi ha colpito con un pugno un'operatrice sociosanitaria. Il tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di martedì tra i corridoi del Cafoncello di Treviso. Protagonista un paziente 27enne di nazionalità straniera, degente del reparto di prima medicina dell'ospedale trevigiano. È stato il personale sanitario a sorprendere l'uomo mentre stava sottraendo il giubbino e la borsetta ad una signora di 79 anni impegnata a prestare assistenza all'anziano marito ricoverato. Scoperto da alcune operatrici che gli hanno intimato di restituire quanto rubato, il giovane, anziché abbandonare l'area furtiva, ha colpito con un pugno una di loro, cercando di fuggire verso il parcheggio riservato ai dipendenti. Il tempestivo intervento dell'operatore del posto di polizia del nosocomio e di una volante della questura ha consentito di bloccare il 27enne e di arrestarlo in flagranza per rapina. La successiva perquisizione ha permesso di recuperare gli effetti personali che sono stati immediatamente riconsegnati alla 79enne. Il presidio della Polizia di Stato presso l'ospedale Cafoncello si dimostra un baluardo fondamentale a tutela dell'incolumità del personale sanitario e dei cittadini. Le parole del questore di Treviso, Alessandra Simone. E non potrà più avvicinarsi al territorio di Vedelago il 45enne romeno arrestato ieri sera dopo ore di violenza. Già noto per i maltrattamenti sull'ex moglie, ieri sera avrebbe minacciato anche l'ex cognata e lo avrebbe fatto con un coltello. Al momento dell'arrivo dei carabinieri ha aggredito pure i militari e ne ha ferito in particolare uno. Prima ha aggredito l'ex moglie che lo aveva riaccolto in casa nonostante le violenze già subite, poi l'ex cognata che ha tentato di difendere la sorella al culmine dell'ennesima lite. A quest'ultima avrebbe anche puntato addosso un coltello. Soltanto l'arrivo dei carabinieri di Castelfranco ha evitato che una serata concitata si trasformasse in qualcosa di peggio in un'abitazione di Vedelago. Protagonista un 45enne romeno, vittime 2 donne peruviane quasi coetanee. L'allarme è stato lanciato proprio dall'ex cognata. Lei sostiene di essere stata minacciata con un coltello, quindi poi è fuggita di casa e in strada ha chiamato i carabinieri. Militari che intervengono a strettissimo giro e trovano il 45enne che tenta di scappare in bici, visibilmente ubriaco. Il romeno è una furia, tra calci e pugni ferisce leggermente anche un carabiniere. Nel momento in cui hanno chiesto documenti l'uomo si è scagliato contro di loro e c'è stata una colluttazione fin tanto che gli operanti sono riusciti a riportarlo alla calma e quindi ad arrestarlo. Nelle scorse ore l'uomo è stato processato per direttissima con le accuse di minaccia aggravata, minaccia e violenza pubblico ufficiale. Convalidato l'arresto, non potrà fare ritorno a Vedelago. Un uomo dall'indole violenta, stando ai precedenti, da qui l'indicazione a tutte quelle donne che hanno a che fare con questo genere di soggetti. Il consiglio che diamo è quello di essere sempre molto cauti sul ravvedimento di coloro che poi si rendono responsabili di maltrattamenti, anche perché quello che è il ciclo della violenza, il cosiddetto ciclo della luna di miele, ovvero dove c'è un ravvedimento della vittima, non sempre ha conseguenze positive, anzi molte volte, come in questo caso, può avere conseguenze anche piuttosto serie. E c'è un grave incidente nel pomeriggio di oggi ad Arcade di cui vi dobbiamo dare conto in via Indipendenza, dove poco dopo le 15 un'auto condotta da un 81enne di Ponzano ha travolto un uomo di 31 anni residente nel Trevigiano. Il giovane che si trovava a piedi stava spostando un gatto morto dal centro della strada, un gesto di pietà che però lo ha esposto a un grande pericolo. In quel frangente infatti è sopraggiunto l'anziano alla guida dell'auto, una Opel Mokka. L'impatto è stato violento, immediati i soccorsi con il 31enne portato in pronto soccorso a Treviso con un codice di media gravità, sarebbe quindi fuori pericolo di vita. Si parla di un grave trauma al bacino, ma non è finita qui. L'esame dell'alcol test ha rivelato come l'81enne fosse ubriaco quasi 3 volte il livello consentito dalla legge, da qui l'immediata denuncia e il fermo del mezzo dell'Opel Mokka. A eseguire i rilievi la Polizia Intercomunale di Villorba, Arcade e Carbonera, guidata dal comandante Barbara Ciambotti. Nel tardo pomeriggio c'è stato anche un incidente a Casale sul Sile, auto contro moto, ci sono 2 codici di media gravità. Sempre per la cronaca, la Guardia di Finanza ha scoperto in 2 bar della Marca trevigiana 8 slot machine accese in orario non consentito.
Sono stati specifici servizi di appostamento a permettere alle fiamme gialle del comando provinciale di Treviso di scoprire che in 2 bar della Marca si trovavano 8 slot machine accese in orario non consentito, in violazione della legge regionale che stabilisce le norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico. Nello specifico, la normativa dispone lo spegnimento dei macchinari e dei congegni da divertimento nelle fasce orarie dalle 7 alle 9, dalle 13 alle 15 e dalle 18 alle 20. I controlli della Guardia di Finanza invece hanno appurato che le macchinette erano accese nella fascia oraria protetta che va dalle 13 alle 15, ad insospettire i militari un anomalo flusso di persone all'interno dei 2 locali in quegli orari. Gli accertamenti in particolare hanno riguardato 2 ditte gestite da soggetti di nazionalità straniera aventi per attività economica la conduzione dei 2 bar. Sono scattate le previste sanzioni amministrative per 4.000 euro complessivi che sono già stati versati nelle casse dello Stato. Sentenza storica del Tribunale di Treviso: a una coppia di anziani di Casale sul Sile è stato azzerato un debito da oltre 500.000 euro grazie al ricorso alla cosiddetta norma anti-suicidi. Decisione storica del Tribunale di Treviso, concesso a una coppia di anziani coniugi di Casale sul Sile l'azzeramento di un debito da oltre $500.000 dovuto all'obbligo di pagare i canoni di leasing rimasto insoddisfatto dopo che i 2 sono usciti dalla società. La coppia era socia infatti di un'attività di carpenteria metallica illimitatamente responsabile, ora passata in gestione al figlio. Le difficoltà economiche aggravate dalle condizioni precarie di salute della moglie hanno portato i coniugi a rivolgersi all'organismo di composizione della crisi di Rialziamoci Italia Treviso, che grazie al supporto del comune di Casale sul Sile ha assistito gli anziani nella procedura. L'azzeramento è stato possibile ricorrendo al codice della crisi, legge denominata anche norma anti-suicidi, che permette di annullare debiti a soggetti incapienti ritenuti meritevoli secondo i criteri stabiliti. È la prima decisione di questo tipo approvata dal Tribunale di Treviso. A livello nazionale invece ne sono state concesse circa una quarantina. Per la coppia di anziani è stato fondamentale l'aiuto dell'organismo di composizione della crisi e il sostegno del comune di Casale, che ha permesso ai coniugi di sostenere le spese di avvio della pratica. Intervenuta sulla questione anche la sindaca Stefania Golisciani. La sentenza del Tribunale di Treviso rappresenta un segnale di speranza per tutte le famiglie in difficoltà che desiderano una seconda opportunità, grazie ad una norma che consente di trasformare situazioni disperate in storie di rinascita e ripartenza. Voltiamo pagina e occupiamoci di cantieri in città. Treviso, via ai lavori di riasfaltatura notturni sul PUT, cronoprogramma cambiato invece per la riqualificazione della stazione. A Roma incontro tra Mario Conte e il ministro Salvini. Via l'asfaltatura del PUT, operazioni eseguite durante la notte per limitare i disagi al traffico. Piccolo stop per il ponte del 1° novembre, poi i lavori riprenderanno dalla sera di lunedì 4. Conclusione prevista per venerdì 8. Aperto dunque l'ennesimo cantiere attivo in città dopo i lavori delle fognature e quello attivo in stazione da ormai un anno. Ed è stata proprio la riqualificazione della ferrovia al centro dell'incontro a Roma tra il sindaco Conte e il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Ho chiesto determinazione nel recuperare anche il tempo perduto e devo dire che da parte di RFI ho trovato grande disponibilità e grande professionalità. Ringrazio sia il Ministro che la struttura di RFI perché sono stati tempestivi nel risolvere i problemi che evidentemente hanno avuto in questi 2 anni con l'impresa appaltatrice, problemi che sono stati risolti. A partire dal 4 novembre inizieranno i lavori di fondazione attraverso i micropali e quindi abbiamo riscritto un nuovo cronoprogramma che di fatto ci consente di presentarci per un'opportunità importante per tutto il territorio come le Olimpiadi Milano-Cortina con una stazione adeguata. Obiettivo di fine lavori a inizio 2026, ma già nel 2025 si potrà usufruire di sezioni riqualificate, compreso il quartiere di San Zeno, per cui è previsto uno stanziamento di 4 milioni di investimenti. Progetti inseriti nel programma dell'amministrazione Conte che punta a rendere la città un polo universitario. Sono circa 20 milioni gli investimenti che abbiamo predisposto in ambito universitario. Il nostro obiettivo con l'Università di Padova e di Venezia è quello di raddoppiare la comunità universitaria presente in città, arrivando a circa
a 5.500-6.000 studenti. Il Comune sta investendo, ma per far sì che Treviso diventi città universitaria serve adeguare i servizi che può offrire, dagli spazi per lo studio agli alloggi. Stiamo lavorando con l'Università di Padova per creare ulteriori spazi per la didattica, spazi rigenerati, riqualificati, nuovi ed accoglienti, con caratteristiche diverse rispetto a Venezia, quindi un'università diffusa che vede certamente la cittadella sanitaria, ma anche altri luoghi che stiamo predisponendo proprio insieme all'università, mentre Alturazza sarà la casa dell'Università Ca' Foscari. È una città che crede nei giovani, è una città che investe sull'università. E a proposito di università, questa mattina al Sant'Artemio, sede della provincia, la cerimonia di accoglienza delle matricole della sede trevigiana del corso di laurea di medicina. Abbiamo superato i 2000 studenti, sono circa 400 di medicina e chirurgia e 1300 delle professioni sanitarie. Saturati i posti disponibili al corso di infermieristica, dal 2023 erano passati da 100 a 200 e per il secondo anno di fila Treviso arriva alla quota massima prevista di iscritti. Un trend importante sia dal punto di vista degli investimenti nella città sia per il reparto sanitario. Questo ci fa ben sperare anche per il futuro, anche se continuo a dire la crisi vocazionale esiste e soprattutto esiste la crisi demografica, perché fra qualche anno nascono meno bambini e quindi di conseguenza avremo anche meno persone che faranno la professione di cura. Credo che sia importante guardarci anche all'estero e capire se noi riusciamo ad essere attrattivi. Sono quasi 7.000 in tutto il Veneto i medici infermieri mancanti sia nei reparti che nel comparto di assistenza sociosanitaria. Numeri, fa sapere la Regione, destinati ad aumentare. Tra 4-5 anni infatti si prevede un'importante fuoriuscita di personale giunto all'età pensionabile. Prospettive che preoccupano non poco e che stanno spingendo Regione, azienda sanitaria e amministrazione comunale di Treviso ad agire in sinergia per fare in modo che le professioni sanitarie tornino ad essere attrattive. Tutto quello sul quale stiamo lavorando come territorio però sono i servizi accessori, inteso come aule studio, come mensa, come studentati futuri. Avere alloggi da poter dare agli studenti a prezzi calmierati, in modo tale che questo favorisce ovviamente anche il benessere lavorativo, perché tanti studenti potrebbero sceglierci, ma la difficoltà è trovare anche a Treviso purtroppo appartamenti che abbiano prezzi adeguati per chi studia. Treviso è la seconda sede medica di tutta l'Università di Padova, quindi oltre a darci soddisfazioni come impatto, come numeri, è importante perché è un modello che stiamo cercando di ripercorrere anche in altre sedi. La pagina economica, il rinnovo delle cariche per il mandamento di Castelfranco Veneto della Confartigianato, un'assemblea dove si è fatto anche il punto della situazione tra produzione e lavoro con una proposta diretta al personale disoccupato. Sentiamo quale. Un'azienda chiude e licenzia il personale? Dagli artigiani la proposta, anziché metterli a carico dell'INPS li riassumiamo noi. A lanciare l'idea il presidente di Confartigianato Marca Trevigiana nel corso del pomeriggio di lavori per il rinnovo delle cariche del mandamento di Castelfranco. Una proposta partendo da una situazione ben precisa. Abbiamo il grande tema della mancanza di manodopera, oltre a quella specializzata ci manca la manodopera, quella diciamo di base. Per questo Oscar Bernardi si rivolge al mondo politico perché regolamenti il cambio di visione, da cassa integrazione a nuova occupazione. Le aziende che oggi a cui manca personale qualificato hanno purtroppo sono costrette a limitarsi negli ordini, nelle consegne, nelle commesse. Quindi chiedo ai nostri grandi governanti di darci la possibilità che queste figure, anziché rimanere per 2 anni in NASPI, possono comunque essere riformate e trasformate in maniera completa e che possono venire a lavorare su queste nostre aziende che comunque hanno un'altra attività, hanno un altro settore merceologico. Il settore privilegiato è quello metalmeccanico e il pensiero va subito ai lavoratori della Berco di Castelfranco. Quindi un'unica azione per 2 soluzioni verso licenziati e aziende artigiane che non trovano collaboratori.
Una prospettiva emersa durante l'Assemblea che ha rinnovato i 21 consiglieri, a cui spetterà dare anche altre risposte per altre sfide indicate dal presidente uscente Maurizio Catapano. Le prossime sfide che ci saranno per il nostro territorio saranno quelle di essere resilienti come abbiamo visto oggi, però nel momento stesso dobbiamo riuscire a essere flessibili per un cambiamento tecnico e anche innovativo che dobbiamo portare all'interno delle nostre aziende. Ecco, nel servizio di Lucio Zanato si faceva riferimento alla Berco di Castelfranco. Ebbene, c'è una nota della Regione del Veneto. Nell'avvertenza Berco, a fronte dei 480 licenziamenti annunciati per lo stabilimento di Copparo in provincia di Ferrara, non è pervenuta al momento alla Regione del Veneto alcuna comunicazione di apertura di una procedura di licenziamento collettivo riguardante lo stabilimento di Castelfranco Veneto. Lo precisa con questa nota l'assessore veneto al lavoro Valeria Mantovanna. Nella giornata di lunedì 4 novembre, annuncia sempre l'assessore in una nota, incontreremo con l'unità di crisi le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori in vista dell'incontro a cui parteciperemo appunto a Roma. Quindi questa la notizia, questa la rassicurazione che arriva per voce dell'assessore regionale al lavoro Mantovanna. Noi ritorniamo sui temi sanitari, in particolare sui temi della prevenzione con l'Ottobre Rosa che si è concluso a Treviso. L'autobus rosa fa capolinea alla cittadella della salute di Treviso dopo le soste in Piazza dei Signori e nella zona di Piazza del Grano. Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e a bordo dell'autobus medici e operatori della chirurgia senologica del Cafoncello e del Dipartimento di Prevenzione hanno sensibilizzato le persone sull'importanza della diagnosi precoce assieme alle volontarie della LILT Treviso. Prevenzione, 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 è un po' questo lo scopo di questa iniziativa, non solo lo screening ma anche informare le donne di quella che è la possibilità di cura se intercettato per tempo, ma anche quella che è lo stile di vita da tenere poi dopo un eventuale intervento. Devo dire che abbiamo delle eccellenze in Veneto da un punto di vista sanitario ma anche in ambito sociale, l'ILT è una di queste e lavora proprio affiancando le famiglie. In provincia di Treviso il carcinoma mammario colpisce una donna su 7 con circa 900 casi ogni anno. Nel 2023 le donne che hanno eseguito la mammografia come test primario di screening nella Marca sono stati oltre 48.000. A fronte di 1.400 approfondimenti effettuati sono stati individuati precocemente 404 tumori. E oltre ad aver associato la prevenzione, nel senso che le donne della DILT, le donne dell'ULSS hanno presentato la prevenzione, siamo riusciti anche a prenotare delle persone per fare chiaramente gli screening. Quindi è stato un salto di qualità perché abbiamo unito il modo di parlare con la gente al fatto che abbiamo catturato della gente per fare prevenzione, per fare le mammografie. L'autobus rosa, che in questo mese ha attraversato diverse città del Veneto, è nato a Venezia. Anzi, originariamente nel 2018 la prima iniziativa era stata con il vaporetto rosa, cui poi si è aggiunto anche l'autobus. È una delle iniziative che va a chiudere l'Ottobre Rosa, ma non è che con l'Ottobre Rosa poi viene a scemare dal mese di novembre l'attenzione. Grazie alla rete territoriale la prevenzione corre attraverso un filo associativo e di eventi durante tutto l'anno. Mondo della cultura trevigiana in lutto per la morte a 90 anni di Neva Agnoletti. Lo vedete, c'è un post sul profilo Facebook del sindaco Mario Conte che annuncia appunto la morte di questa rappresentante, anima del premio letterario Commisso e presidente onoraria dell'associazione Amici di Giovanni Commisso. Agnoletti è stata responsabile farmacista all'ospedale di Montebelluna e poi prima donna nel consiglio della cantina montegliana. Una grande donna, la definisce Mario Conte, protagonista dello scenario culturale del territorio. Ci mancherà le parole del primo cittadino. La pagina dello sport, il rugby, il Benetton potrebbe tornare a calcare con una sua squadra i campi del campionato italiano di Serie A. In diretta su Antenna 3 il presidente Zatta con Lina Paronetto ha fatto sapere che con la federazione il dialogo è aperto.
Il Benetton Rugby apre a un ritorno nel campionato italiano. Se finora la società trevigiana aveva escluso l'ipotesi di tornare a disputare la Serie A maschile, in diretta prima edizione su Antenna 3, il presidente Amerino Zatta ha per la prima volta annunciato che con la federazione si è aperto un dialogo per schierare nuovamente in campionato una compagine bianco-verde. Benetton presente nel panorama nazionale con le giovanili e la prima squadra femminile, ma quella maschile manca dal 2010, da quando cioè i trevigiani disputano lo United Rugby Championship che accoglie il Gotha della palla ovale europea. È evidente che da parecchi anni, da 14 anni, che è il tempo in cui noi partecipiamo a questa competizione come prima squadra non siamo nel panorama. Però ultimamente c'è qualche, diciamo così, premessa sulla quale si sta chiacchierando per fare una seconda squadra per poter, diciamo così, competere anche nel campionato italiano. Zatta è prudente, ma la volontà c'è e la presenza del trevigiano Andrea Duodo alla guida della federazione rugbistica ha probabilmente favorito l'apertura di un confronto. È ancora in una fase di studio, si sta chiacchierando, si sta valutando, si sta vedendo anche questo, perché credo che sia giusto di dare anche un segnale di presenza, diciamo così, all'interno della realtà del nostro campionato. Però è una cosa che è ancora nell'embrione, che si sta quantomeno per il momento chiacchierando. Se Zatta, uomo concreto, ammette che se ne sta parlando, il processo per il ritorno in Serie A è probabilmente già avviato, tanto che il presidente non esclude possa concretizzarsi fin dalla prossima stagione. Può darsi che nel prossimo settembre qualcosa possa uscire, evidentemente la fase di studio è un po' preparata, allargata, si tratta di capire come si può procedere e se si può procedere anche. Insomma, un annuncio dall'importante peso specifico e noi siamo pronti per andare a Oderzo e raccontarvi di un recupero davvero eccezionale, ma lo faremo subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta per andare a Oderzo e raccontarvi di un intervento di restauro davvero eccezionale. Propriamente si qualifica come una manutenzione ordinaria lavori pubblici 2023, però in realtà quest'anno abbiamo avuto dei finanziamenti particolarmente generosi del Ministero della Cultura e quindi oltre alla manutenzione ordinaria, quindi al diserbo e al trattamento, diciamo, delle superfici che prevede la pulizia, abbiamo fatto anche un vero e proprio restauro. La scoperta del foro di Oderzo, anzi dell'antica Opitergium e degli edifici vicini, risale a degli scavi compiuti tra il 1983 e il 1992 per la costruzione di un complesso residenziale. Ma altrettanto importante alla loro scoperta è l'attività di manutenzione o in questo caso di restauro dei siti archeologici, come sta accadendo quest'anno. Abbiamo provveduto alla pulizia dei piani pavimentali della Domus dei Triclini, abbiamo fatto le consuete operazioni di diserbo e di pulizia e poi stiamo procedendo alla ricomposizione delle lastre pavimentali del foro di Oderzo. Prima di diventare municipio romano, Opitergium era già un importante centro fondato dagli antichi veneti più di 1 migliaio di anni avanti Cristo. Le scoperte archeologiche oggetto di restauro sono invece databili tra il I secolo avanti Cristo e il I secolo d.C. Di particolare importanza sono i pavimenti dell'antica Domus, letteralmente riportati all'antico splendore dall'ultimo intervento. Un intervento di pulitura che ha permesso di rimuovere prodotti che erano stati applicati durante precedenti interventi di restauro che avevano inglobato lo sporco. Siamo riusciti a riportare alla luce la cromia originaria del mosaico, quindi adesso possiamo vedere i colori delle tessellatum, delle tesserine e anche del materiale lapidio che è stato inserito in questo battuto bianco di calce. 6 anni fa la tempesta Vaia che sconvolse la montagna veneta e non solo per 4 giorni, dal 26 al 30 ottobre del 2018. Una pioggia eccezionale, più di quanta ne cade durante l'alluvione del 1966, eventi che raggiunsero una velocità mai vista dalle nostre parti fino a 200 km/h, raffiche potenti che spazzarono via 15 milioni di alberi. Un evento che ha cambiato per sempre la percezione dei cambiamenti climatici. Domenica sera alle 21
Belluno vi riproporremo il documentario di Media Nord-Est Veneto in ginocchio, il racconto, le voci e le terribili immagini dei giorni che sconvolsero il nostro territorio esattamente 6 anni fa. E noi adesso andiamo a Belluno. Nel bellunese, dove sale la fredda contabilità delle morti in montagna, questa mattina nuova tragedia sulle 3 cime di Lavaredo. Un alpinista bresciano di 52 anni ha perso la vita precipitando dalla vetta della montagna su cui era arrivato con un gruppo in cordata, ma ci racconta tutto Tiziana Bolognani. Un noto scalatore bresciano di 52 anni è morto stamattina precipitando dalla vetta delle 3 cime di Lavaredo. L'alpinista Giovanni Pillitteri con un gruppo di amici aveva raggiunto la cima risalendo la via normale della Cima Grande. Giunti in vetta tutti si sarebbero slegati e il 52enne, per cause al momento sconosciute, forse perdendo un appiglio, è caduto volando per 700 metri dalla parte del versante alto atesino delle 3 cime. I compagni di cordata hanno lanciato l'allarme al 118. L'elicottero Falco del SUEM di Pieve di Cadore si è alzato in volo quando mancavano una manciata di minuti alle 11. Il corpo dell'alpinista è stato recuperato alla base della parete, ricomposto e consegnato con un rendezvous al carro funebre per il trasferimento alla camera mortuaria. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità competenti. Sotto shock i compagni di cordata che stamattina, complice la giornata tersa e le temperature gradevoli, avevano deciso di attaccare una delle vie aperte sulla montagna simbolo delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità. Ad attenderli l'appuntamento con il destino, che ha strappato la vita a Giovanni Pillitteri, morto in conseguenza di un politrauma. Volge all'epilogo il processo per l'omicidio di Antonio Costa nel maggio del 2023 vicino alla stazione ferroviaria di Fener. Siamo nel Basso Feltrino. Assolutamente impossibile prevedere l'esito della sentenza che verrà pronunciato dalla Corte d'Assise di Belluno. Ultimo round prima della discussione finale il prossimo 20 novembre con 4 testimoni che saranno risentiti, come ci racconta Fabio Fioravanzi. Non sarà facile per i membri della Corte d'Assise di Belluno prendere una decisione in merito all'uccisione di Antonio Costa avvenuta nella notte del 6 maggio 2023 nei pressi del locale situato vicino alla stazione di Fener. Una morte avvenuta proprio quando le telecamere si spengono a causa di un improvviso blackout. Alla sbarra c'è il dominicano Dominguez Sanchez Pedro Livert e con lui, ma a piede libero, il connazionale Junior Sedano Sanchez. La loro è una comunità molto chiusa, omertosa, con testimonianze spesso contraddittorie, fatte di tutti sanno, di sentito dire, ma non ci si ricorda da chi. Basti dire che Antonio Costa, poco prima di morire, fuori dal locale, c'è chi l'ha visto steso a terra, chi seduto, chi appoggiato a un palo, chi addirittura che camminava. Una situazione difficile da dipanare, su cui ha cercato di fare luce la perizia presentata dalla difesa di Dominguez Sanchez Pedro Livert. Gli unici dati certi sono proprio quelli che derivano dalle perizie, sia quelle medico-legali, sia quelle sull'analisi del filmato e sull'analisi delle tracce ematiche rilevate poi sul manto stradale. Questi sono gli unici dati certi, per l'appunto in un processo in cui le testimonianze sono risultate estremamente confuse, estremamente frammentate, reticenti. Il nostro assistito non potrebbe aver fisicamente colpito il Costa e poi sparire dalla scena e ripresentarsi successivamente in un secondo momento. Non c'è il tempo tecnico di averlo fatto. Quando i 2 medici legali hanno descritto un intervallo di coscienza, uno di 15 secondi e l'altro di 30. Vediamo che trascorso questo intervallo sostanzialmente si può presupporre che il Costa era ancora vivo. Dalle testimonianze sono anche emerse altre ipotesi accusatorie in capo a Junior Sedano Sanchez piuttosto che a suo figlio, che sarebbe stato visto arrivare alle mani con il Costa per pesanti avance fatti da quest'ultimo alla sua fidanzatina. Sono stati fatti dei nomi, ma bisogna ricordare che ad oggi nessun testimone ha detto ho visto Tizio accoltellare Costa. Questa cosa è importante perché se nessuno l'ha visto allora sarà necessario da parte della Corte d'Assise fare una rinnovazione dell'istruttoria, anche perché noi lo ricorderemo sempre, in questo caso non stiamo parlando di una condanna a pochi anni di carcere, qui si parla di tutta la vita e quindi l'accertamento deve essere assolutamente puntuale, al di là per l'appunto di ogni ragionevole dubbio.
È partita oggi dalla Val Cortella la marcia di 200 km tra la Valle del Vanoi e la Laguna di Venezia per dire no alla diga che dovrebbe servire a mitigare le necessità d'acqua della pianura. Destinazione Palazzo Balbi per consegnare le firme raccolte contro il progetto nelle mani del governatore Zaia, sempre Bolognani con Stefano Bozzi. 200 chilometri, 8 tappe. Il Comitato per la difesa del torrente Vanoi e l'associazione Equistiamo di Vicenza l'avevano annunciato lo scorso 5 ottobre dalla piazza di Lamon. Faremo una marcia a piedi per consegnare le nostre firme al presidente della regione Luca Zaia. Raggiunto l'obiettivo delle 10.000 firme, con la certezza di raccoglierne ancora lungo il percorso, questa mattina un'ottantina di persone si è mossa dalla Val Cortella. Prima tappa Lamon, dopo aver attraversato la valle in cui lo studio di fattibilità ha disegnato le ipotesi del contestato invaso da 20 milioni di metri cubi d'acqua. Il 31 ottobre il cammino raggiungerà Fonzaso, il lago del Corlo ad Arsier e Cismon del Grappa. Il 1 novembre Bassano, il 2 a San Pietro in Gu, il 3 Piazzola sul Brenta, il 5 Padova e la Riviera del Brenta, il 6 Venezia. Non marceremo solo per dire di no, assicurano i partecipanti all'iniziativa, che sostengono e rilanciano alternative sostenibili come lo sghiaiamento dei bacini, lo stop al consumo di suolo. Lungo il percorso sono previste conferenze tenute da esperti, visite guidate e spettacoli aperti al pubblico. Durante il cammino saranno raccolti fondi per realizzare un documentario sulla mobilitazione contro la diga del Vanoi che sarà diretto dal regista Marco Pavan. Sarà presentato la prossima settimana al World Urban Forum al Cairo il progetto abitativo innovativo realizzato da un falegname di Trichiana su progetto di un architetto specializzato in architettura modulare di emergenza. Si tratta dell'unico progetto italiano presente all'evento mondiale organizzato dalle Nazioni Unite. Ecco il prototipo del modulo abitativo in legno di 45 metri quadrati, completamente montabile e smontabile in 20 ore, ideato per essere destinato a chi non ha una casa in situazioni emergenziali post-catastrofe, migrazioni, inurbamento. L'ha ideato l'architetto Federico Fiume, l'ha realizzato coraggiosamente il team di Maurizio Brancher dell'omonima falegnameria di Trichiana e sarà l'unico progetto imprenditoriale italiano che sarà presentato la prossima settimana al Foro Urbano Mondiale World Urban Forum al Cairo. Abbiamo preso a cuore questo progetto e l'abbiamo, con il mio staff interno, l'abbiamo cercato di ingegnerizzarlo e di portare il primo prototipo che, come tutti i prototipi, hanno di lati interessanti. Maurizio Brancher parla del suo incontro con l'architetto Fiume, ricercatore specializzato in architettura modulare di emergenza, e del suo impegno per la sostenibilità e l'approfondimento delle conoscenze tecnologiche. Le sfide sono molto importanti per creare stimolo anche poi all'ambiente lavorativo, per cui abbiamo messo del nostro, abbiamo costruito questo prototipo. Il progetto, ideato dall'architetto Federico Fiume, si chiama Cast Home e nasce dalla constatazione che di qui a pochi anni 3 miliardi di persone non avranno una casa per ragioni diverse. Questo studio che mi ha portato a immaginare un sistema edilizio che possa essere customizzato, appunto, da qui la parola custom, customizzato e realizzato in qualsiasi contesto del mondo. Il prototipo, testato all'Università di Trento, è stato realizzato in pochi mesi e al Forum del Cairo sarà presentato alle Nazioni Unite, ONG, Stati, con l'obiettivo di esportare un'idea che vuole contribuire al dibattito globale sull'emergenza casa. Focus del World Urban Forum: le sfide che influenzano la vita quotidiana delle persone, tra cui alloggi inaccessibili, aumento del costo della vita, cambiamenti climatici, mancanza di servizi di base e conflitti in corso. Insomma, l'innovazione bellunese che fa il giro del mondo. Io mi fermo qui, non ho altri aggiornamenti né dalla provincia di Belluno né dalla Marca Trevigiana. Subito dopo la sigla, vi ricordo, c'è il meteo. Intanto davvero buona serata e grazie per l'attenzione.